Tancredi Del Mestre, vicepresidente della FISI regionale e coordinatore dello sci alpino. Allora Tancredi, come ci prepariamo a questa nuova stagione? Indubbiamente stiamo aspettando la neve. Quest'anno, quest'estate abbiamo anche sofferto per le alte temperature, la mancanza di neve sui ghiacciai, però possiamo dire che per quanto riguarda l'attività del comitato, e mi raffronto alle squadre di comitato, hanno potuto lavorare e stanno lavorando in maniera ottimale. Ci dici quali saranno i grandi protagonisti della prossima stagione? Per quanto riguarda i grandi protagonisti, io voglio fare un distinguo tra le categorie giovani e le categorie children. Per quanto riguarda la categoria giovani, sicuramente lasciando stare Emanuele Buzzi, che è approdato ormai ed è anche una certezza della squadra C maschile, posso segnalare sicuramente Arianna Stocco, che l'anno scorso ha accolto anche un argento ai campionati italiani aspiranti, la quale è stata inserita nel progetto Future Fisi nella leva giovanile femminile, e tutto lascia presagire che, da quanto mi dicono i tecnici, possa senz'altro aspirare ad entrare in pianta stabile nella squadra C femminile. Accanto ad essa, in campo femminile, posso segnalare la Nicole Pinto, la Vasselli e anche, diciamo, un nucleo di ragazze che si sono ben comportate nell'arco delle FIS giovani. Sicuramente l'auspicio è che possano migliorare e si possa anche aumentare il contingente a nostra disposizione. Mentre in campo maschile, per quanto riguarda le squadre di comitato, c'è stata un'opera di svecchiamento. Abbiamo dato spazio molto ai giovani del 95-96, abbiamo tenuto 4 ragazzi della categoria juniores, diciamo, a fare da sprone e ad esempio per i più giovani, e accanto a loro abbiamo costruito un nucleo di aspiranti che speriamo possano darci delle buone soddisfazioni. Posso citare Canduz, posso citare Piller Kotrer e sicuramente anche i ragazzi del 96. L'auspicio principale credo che si possano ben comportare nel nostro appuntamento, nel grande appuntamento clou che ci sarà a Tarvisio a fine febbraio, che saranno i campionati italiani aspiranti, dal quale mi aspetto che sulle nevi di casa i nostri ragazzi possano ben comportarsi sicuramente. Un giudizio sullo stop delle categorie children e pulcini per un anno? Diciamo che è tutto da verificare, vediamo, però sicuramente è stato buono perché è in linea con l'andamento scolastico. Ecco, io voglio segnalare appunto che, diciamo, la categoria allievi comprenderà sicuramente il primo e secondo anno delle scuole superiori, la categoria aspiranti il biennio, gli anni successivi. L'ultimo anno della categoria giovani, l'ultimo e penultimo, sono per i ragazzi universitari, per cui anche chi vorrà prendersi un anno sabbatico per tentare il grande salto potrà essere sicuramente agevolato da questo cambiamento che ha imposto la FIS. E volevo riallacciarmi al discorso che mi facevi prima, volevo sottolineare anche, perché noi teniamo anche in massima considerazione la categoria children, anzi abbiamo, diciamo, lì le più grandi promesse nel nostro comitato. Basti citare Lara Della Mea, che l'anno scorso a livello non solo italiano ma credo mondiale sia stata la principale protagonista della stagione. Voglio citare anche Elisa Sgnaulin, argento nello slalom dei campionati italiani, che essendo ultimo anno allievi sicuramente è in orbita di comitato per la prossima stagione, ed altri atleti quali Francesco Gentilli, Andrea Beltrame, del Fabbro Tomezzina del Cimenti, che si sono distinti ai campionati italiani e per cui speriamo che possano progredire e che si possa creare un bel nucleo, un bel ricambio di questi atleti, degli atleti che attualmente sono nella categoria giovani. Insomma, per chiudere, lo stato di salute dello sci alpino giovanile regionale è buono? Lo stato di salute è sicuramente buono, chiaramente bisogna fare un distinguo tra i risultati agonistici che, diciamo, ci danno delle molte soddisfazioni, e un po' anche però la preoccupazione legata agli alti costi che questa disciplina impone, ai grossi sacrifici delle famiglie in un momento congiunturale molto difficile. Sicuramente anche noi come comitato stiamo cercando nel nostro piccolo di aiutare e di sostenere le famiglie, però sicuramente
l'apporto che dovranno dare le famiglie a questi ragazzi risulterà fondamentale. Ecco, la verifica sarà importante a fine stagione per quanto riguarda i numeri, soprattutto anche per quanto riguarda il reclutamento e la partecipazione nelle categorie baby cuccioli. Ecco, io credo che dai numeri anche si potrà vedere se lo stato del nostro sci è veramente ottimale e si potrà sperare nel futuro di avere adeguati ricambi.